Il legno come opportunità è il primo intervento di una serie di incontri che sono riuniti sotto il cappello di Material Talks, che è un evento collaterale della mostra Il Design che Avanza, che è una mostra arrivata alla sua seconda edizione, che la di Friuli Venezia Giulia ha promosso insieme a Cumini e che sarà aperta fino al 24 di marzo nello spazio Cumini Gallery a Gemona. All'interno di questa mostra sono ospitati diverse sezioni, di cui una strettamente legata ai materiali, che è una selezione dei materiali della materioteca più famosa al mondo, che è Material Connection. Oltre a questa selezione di materiali abbiamo una selezione di alcuni abiti che sono stati premiati nell'arco del ventennale delle edizioni del concorso Mittelmoda che si tiene ogni anno a Gorizia, e un'ultima sezione in cui alcuni studenti del corso di laurea in architettura dell'Università degli Studi di Udine analizzano degli oggetti di disegno industriale seguendo uno schema di analisi elaborato da Bruno Munari. Mi sono spinto ad abbracciare il settore legno, che amo da quando ero piccolo, e ho voluto, concentrarmi su un foglio di tranciato di legno, cioè quella materia che normalmente si impiega per impiallacciare qualsiasi mobile. Io ho inventato delle macchine, ho reso il legno flessibile, l'ho sfibrato, l'ho portato agli estremi dello spessore e con questo foglio duttile diciamo che si possono realizzare innumerevoli oggetti. Quindi i miei fogli sono di 7 tipologie e abbracciano i settori dell'arredamento, della moda, dell'illuminazione, della pavimentazione morbida, cioè io lavoro solo ed esclusivamente, il mio foglio viene imbottito, cucito, fustellato, ricamato e quant'altro. E diciamo che ho avuto l'onore anche di lavorare con architetti famosi, quasi quasi il numero 1 al mondo, i quali Renzo Piano, Steven Hall, e diciamo che è un prodotto spinto molto in alto per quanto riguarda il settore legno, perché è completamente fuori da tutti i canoni, arrivare perfino a dire ma il settore legno è in crisi. Diciamo che sta soffrendo il settore legno, però il mio legno non viene impiegato normalmente cioè non è più un legno, è un legno morbido, cioè una cintura di legno non è più una crisi del mobile. Questo è il mio progetto che mi porta avanti con soddisfazioni e intendo ampliarlo e sarà il materiale del futuro. Dopo tanti anni di lavorazione serie nel settore dei multistrati, ho pensato di applicare tutta la mia conoscenza al mondo degli occhiali. È nato così una sedia in miniatura a forma di occhiale. Questo progetto è stato realizzato assieme a Matteo Ragni, un designer innovativo, un designer creativo, e dopo 4 anni di esperimenti siamo riusciti ad ottenere un prodotto molto leggero, molto elastico e ha trovato un grande riconoscimento nel mondo dell'ottica. È stato riconosciuto come il più bel progetto degli ultimi 20 anni e questo ci rende molto orgogliosi di aver saputo coniugare il sapere con la fantasia. Riteniamo che possa avere delle applicazioni non solo nell'immediato, ma spingersi un po' più in là di quello che è considerato l'occhiale per antonomasia, con le aste che si chiudono, che viene riposto in un astuccio confortevole. Siamo andati un po' contro tendenza. Noi realizziamo pannelli in legno in mosaico. E la sfida quando siamo partiti era quella di realizzare un mosaico partendo dalla tecnica tradizionale del legno, non quindi il mosaico tipo il mosaico lapideo, ma l'intarsio. Cosa significa? Che fra una tessera e l'altra, una tessera quadrata, utilizziamo tessere quadrate, non c'è una fuga, ma sono incollate una contro l'altra. Questo con tutte le problematiche che dava
questa sfida che ci siamo posti all'inizio, perché il legno è un materiale cosiddetto vivo, quindi ha dilatazioni, e realizzare delle piccole tessere incollate fra di loro dava dei problemi tecnici costruttivi abbastanza importanti. Siamo riusciti alla fine di un processo di sperimentazione a realizzare un pannello che è addirittura bifacciale, un pannello quindi sezionato a varie misure. Si parte da una misura di sezione di 4 mm fino ad arrivare a qualche centimetro, con delle tessere che possono essere di qualsiasi dimensione, anche se poi la tessera che noi suggeriamo è sempre una tessera di 15x15 o 20x20 mm, con decori che possono essere infiniti. Realizziamo decori su suggerimento del cliente e anche riproduzioni di fotografie, quindi possono essere qualsiasi genere di figure. La possibilità di avere un pannello bifacciale crea nuovi orizzonti alla progettazione, perché un pannello in legno su due lati, su cui due lati si vedono i mosaici, può essere utilizzato anche per arredamenti, e questo è anche uno dei punti di forza del legno rispetto a un mosaico lapideo. L'utilizzo appunto in vari ambiti in cui il mosaico tradizionale non può arrivare. Il calore del legno, tra l'altro, crea quell'atmosfera che un altro genere di materiale non riesce a conferire all'ambiente.